grazie davvero di avermi proposto di incontrarvi e di incontrarci oggi. Per me non è mai facile trovarmi in situazioni in cui devo in qualche modo avere a che fare con il cognome che porto. Qui c'è un pubblico di colleghi che quindi possono capire bene che cosa vuole dire essere cresciuti come la figlia di Basaglia e aver, nonostante questo, scelto di fare una professione legata a quello che il nome che porto ha voluto dire. Io sono in qualche modo quindi sempre costretta a parlare di me, anche se però mi sono resa conto a un certo punto che quando parlavo della mia esperienza in realtà parlavo dell'esperienza di tante persone che hanno condiviso quell'avventura, perché mi piace dire che è un'avventura e le avventure hanno sempre dei momenti, dei periodi molto belli ma anche molto difficili. E quindi ho capito che potevo parlarne, potevo essere una delle testimoni mescolata alle altre persone che hanno condiviso questa esperienza. Allora mi sono sentita meno il peso del nome e più la possibilità di poter condividere questa storia. Quando è stato proposto a Giovanna Del Giudice e a me di essere qui oggi, io ho pensato che in realtà potevamo dividere il nostro intervento in due momenti in cui due persone che avevano vissuto direttamente quella storia potevano raccontare, diciamo, il prima e il dopo. Una persona, cioè io, una persona che negli anni precedenti alla legge 180 era una bambina siccome io lavoro molto con i bambini, ho lavorato molto con i bambini oltre che con le donne che subiscono violenza, e quindi una parentesi, riconosco in Tina Anselmi una persona che ha aiutato e aperto la strada anche per tutto quello che c'è stato e si continua a fare rispetto alla presenza delle donne nel mondo, per cui bisogna ancora lottare molto, chiusa la parentesi. E, come dicevo, avendo lavorato e lavorando molto con i bambini, ho capito e sono convinta che la visione loro manca sempre nella storia. E allora credo che sia importante, siccome la lettura dei bambini ritengo sia sempre molto importante da aggiungere a quella degli adulti, credo che questa storia, avendo a fianco alla lettura di chi l'ha vissuta e di chi poi l'ha interpretata, di chi è una storia di cui si parla molto, no? Si è parlato sempre molto. A questa storia si è sempre mancata la visione dei bambini. E allora in qualche modo mi sono sentita che io la potevo fare. Ecco. E quindi raccontare che cosa è stato. Prima è stato detto che
è stato difficilissimo ed è difficilissimo chiudere un'istituzione, no? Chiudere un manicomio. Però prima di chiuderlo bisogna aprirlo. Bisogna aprirlo nel senso che bisogna liberare le persone legate e bisogna far diventare quello un luogo dove le persone che ci vivevano dovevano finalmente riacquistare la loro vita e riacquistare i loro diritti per poi passare al fatto che a dimostrare che un luogo del genere, anche se liberato, non aveva nessun senso e quindi doveva essere un luogo chiuso. Allora io sono testimone di che cosa è stata la difficoltà di aprire un manicomio, mentre diciamo Giovanna è testimone, non solo testimone ma anche diciamo protagonista di quello che è stato poi invece la chiusura. Quindi io posso avere come storia mia, che poi mi ha fatto decidere di stare dentro a questa grande avventura, il fatto di aver visto che cosa vuole dire, che cosa vuol dire un manicomio. Ecco. Quando si racconta che Basaglia è arrivato al manicomio di Gorizia e che la situazione di chiusura del manicomio con tutte le sensazioni che lo accompagnavano gli ha ricordato la sua esperienza da partigiano incarcerato, è un po' sì, è spiegare che cos'era un manicomio. Io credo che sia molto importante per le persone che non l'hanno mai visto sapere che cosa fosse. E dire che era un orrore credo sia ormai nei discorsi di tutti. Dire però che la graduale liberazione delle persone che erano state rinchiuse, legate, a cui erano stati tolti tutti i diritti e quindi delle persone che non erano più persone, che un po' alla volta riacquistano invece il loro essere persone, fa anche ragionare su come si impara ad avere a che fare con la paura che può venire quando tu, persona in questo caso piccola, incontri appunto i matti che erano stati rinchiusi. Ed è un discorso che io uso sempre molto quando incontro i ragazzini, i ragazzi, i bambini, perché è automaticamente sovrapponibile al problema che viviamo quotidianamente, anche adesso, rispetto al diverso da te. E la cosa importante che io ho capito di aver imparato e che poi è la cosa che mi ha permesso di andare avanti nel mio lavoro, è stato quello di sapere che
la paura del diverso da te esiste. Esiste perché il diverso fa paura, ma questo non vuol dire che non si debba mettersi in rapporto con questa paura e affrontarla. Questo discorso che è stato molto presente nella mia infanzia, diciamo, ogni volta che raggiungevo il luogo dove la mia famiglia, perché non c'era solo Franco ma c'era anche Franca, lavorava quotidianamente e che ormai era diventato casa e lavoro e casa, era un po' questo, era avere a che fare con la diversità e accettare che la diversità esistesse. Questo è stato un po' il fondo della quotidianità che c'era in quella città a un certo punto, perché tutta la città di Gorizia negli anni 60, dall'inizio degli anni 60, è stata costretta a vivere la stessa esperienza che io ho vissuto da vicina come bambina, ma ormai tutti dovevano viverla, perché il manicomio veniva aperto, le persone che uscivano dal manicomio e andavano nella città, e quindi la città doveva partecipare. E indubbiamente ha imparato, come ho imparato io, ad avere a che fare con tutte le contraddizioni che venivano dal fatto che persone a cui erano stati negati diritti per anni improvvisamente si trovassero per strada. E che cosa è stata questa cosa? È stata, credo per tutti, come dicevo prima, un'avventura che, come tutte le avventure, ha l'ansia, l'angoscia di domandarti ogni tanto se stai facendo le cose giuste, no? E contemporaneamente però anche l'ansia positiva di capire che stai invece partecipando a una, fra virgolette, neanche tanto fra virgolette, a una rivoluzione. Allora, io vedo per esempio che quando racconto ai bambini che cosa è stata quella storia, quando loro capiscono che io mi chiamo come la stessa persona che gli viene raccontato ha liberato i matti, per far velocemente, cambia improvvisamente il loro atteggiamento e subito loro mi dicono: ma tu avevi paura, non avevi paura dei matti? E ogni volta mi chiedono questo, e ogni volta mi dicono anche: e tuo papà che cosa ti diceva? Allora in questo senso l'esperienza il racconto quindi dell'esperienza di che cosa voleva dire l'ansia di persone che sentivano suonare il telefono di notte, quindi la cosa era: che cosa è successo, no? Ecco, a tutti noi è rimasta questa cosa che non possiamo sentire il telefono suonare di notte. Come a loro che l'hanno vissuta e hanno costruito poi la continuazione di questa storia, anche loro, sono sicura, non gliel'ho mai chiesto, ma anche loro hanno questa cosa del telefono di notte. Però contemporaneamente il telefono di notte ha voluto dire anche delle cose che per me sono rimaste epiche, come il capire che
di notte si telefonavano fra di loro gli adulti per mettersi d'accordo di andare a buttare giù i muri e le reti dell'ospedale quando dovevano liberarlo, perché se lo facevano di notte nessuno si accorgeva e poi comunque casomai di giorno le ricostruivano, ma intanto di notte le distruggevano, dimostrando che si poteva stare anche senza le reti e senza le sbarre e che un po' alla volta le persone potevano uscire. Questo un po' è, come dire, il clima di una situazione vissuta direttamente, però vista con gli occhi diversi. È un racconto di chi è cresciuto dentro a questo e che, come ho accennato prima, è riuscito a accettare di essere in qualche modo protagonista a suo malgrado, perché insomma loro l'hanno scelto, noi figli non l'abbiamo scelto, ecco. Però il fatto appunto di aver invece scelto di continuare, perché per me voleva dire continuare a stare dentro a quel clima, quindi la scelta di fare psicologia era sì l'andare avanti con le cose che sceglievo di fare io. Mi sono sempre occupata di bambini però e di donne, però sempre in questo clima da cui non sarei mai riuscita ad uscire, perché ormai era diventato come un atteggiamento di vita, come è diventato un atteggiamento di vita di tantissime persone di quegli anni. Io credo che il mio apporto a questo discorso possa finire qui e posso lasciare invece a Giovanna Del Giudice, che è stata una vera protagonista del dopo rispetto a quello che vi ho raccontato.